Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, a quanto pare adesso il metodo report se la prenderà niente meno che con lo Stato di Israele. Sì, perché Ranucci lo ha annunciato, è stato ripreso dalle pagine X, dalle pagine Instagram della trasmissione. Nel menù che ci sciorinerà nella seconda puntata che andrà in onda questa domenica, verrà mostrato, virgolette, Israele come laboratorio politico dell'estrema destra internazionale. Laboratorio politico dell'estrema destra internazionale. Parliamo dello Stato degli ebrei che al momento è in guerra ed è in guerra con convinzione e sentimento unitario al suo interno. Poi si può dividere a valle sulla politica con gli ostaggi, sulle politiche pregresse di Netanyahu, ma sul fatto che sia in guerra non è una tesi dell'estrema destra israeliana, è una percezione dell'israeliano medio. D'altronde la guerra è stata dichiarata ufficialmente il 7 ottobre scorso dall'asse del male. Non so se Report condividerà questa valutazione. Per noi quello che unisce Hamas, Hezbollah, gli Houthi, le milizie islamiste in Iraq e Siria, che fa capo ai tagliagole totalitari di Teheran, è un asse del male, perché per noi la categoria del male si può scomodare di fronte a queste squadracce nazi islamiche che sono entrate nelle case, hanno sgozzato bambini, seviziato donne, legato tra di loro intere famiglie a cui hanno dato fuoco. Quindi uno Stato, nella fattispecie lo Stato degli ebrei, che è soggetto a un attacco concentrico da questo asse terrorista islamista mosso dagli ayatollah, diventa il laboratorio politico dell'estrema destra. Tra l'altro, se le parole e le categorie politiche conservano ancora un vago senso, ci risultava che bagaglio fondamentale dell'estrema destra, cioè della tradizione nazifascista, sia l'antisemitismo. Non a caso è pieno di documenti, foto, video in cui i miliziani di Hamas fanno il saluto nazista. È pieno di saldature tra il mondo islamista, il mondo del fondamentalismo islamico e echi della tradizione nazista. Non a caso anche allora, in diretta, mentre avveniva la tragedia in diretta della Shoah, il Gran Mufti di Gerusalemme, massima autorità allora islamica palestinese, era un dichiarato alleato di Hitler. Cioè l'antisemitismo ha sempre unito tradizione nazifascista e fondamentalismo islamico. Quindi che ora lo Stato degli ebrei, che sono stati oggetto di un pogrom, attaccati in quanto ebrei, quindi oggetto di un atto di antisemitismo selvaggio che non vedevamo dai tempi del nazismo, che questo Stato diventi laboratorio dell'estrema destra, vuol dire proprio non avere nessun ritegno, vuol dire esercitarsi nel capovolgimento offensivo, dato il numero di vittime e di tragedie, della realtà. Inoltre ci ha informato Ranucci che verrà mostrata anche Gaza come laboratorio dove testare le armi. Cioè Israele un giorno si è svegliato e ha deciso, immaginiamo con dietro mandante il grande Satana Yankee, che figura sempre in questo genere di narrazioni alla Ranucci, si è svegliato e ha deciso di testare delle armi a Gaza per, come dire, passatempo, sadismo connaturato allo Stato ebraico. Non sappiamo, non vogliamo avventurarci. Sta di fatto che è un'altra castroneria totale, ovviamente. Gaza, da cui Israele si era ritirato in modo unilaterale per decisione di un governo di destra, guidato allora da Sharon, che era fortemente contestato dai coloni israeliani, si è ritirato e ha lasciato la striscia ai palestinesi. Da quella striscia al 7 ottobre sono arrivate le squadracce nazi islamiche. Quindi incredibilmente Israele ha dovuto prendere un'iniziativa militare, incredibile, un'iniziativa militare, si usano anche delle armi. E quindi si usano armi a Gaza. Tra l'altro queste armi uccidono boia, bestiali come Sinvar, ed è stato un grande giorno per tutti gli uomini liberi. Non sappiamo se Ranucci l'ha giudicato così, il giorno in cui Israele con delle armi ha ucciso Sinvar, che è come dire che ha ucciso Himmler, cioè un antisemita
pluriomicida, assassino, inqualificabile. Questa è la realtà. Invece il racconto che preannuncia Report è appunto su Israele come covo dell'estrema destra, quindi la solita equazione sghemba e anche veramente insultante rispetto alla storia del Novecento tra lo Stato di Israele e il nazismo, cioè è l'equazione proprio, è la blasfemia suprema, e Gaza come laboratorio dove testare armi. Possiamo dire che il metodo Report applicato alla nostra cronachetta, anche politica, quotidiana, ai nostri scandaletti, è irritante. Il metodo Report applicato alla tragedia della storia si preannuncia nauseabondo. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio